chiaramente il nostro interesse principale è ricevere delle risposte sul punto nascita, come voi sapete, perché noi siamo un comitato che agisce per la difesa del nostro punto nascita, perché pensiamo che sia stata una vicenda abbastanza triste e mi permetta di dire anche mal condotta e ingiusta soprattutto. Ma quello che rileva particolarmente in questo momento è la mancanza di risposte che le istituzioni hanno dato ai cittadini. Noi ci siamo attivati in tutti i canali possibili e immaginabili, sempre nell'alveo, diciamo, degli strumenti democratici che abbiamo a disposizione, che non sono tantissimi, però c'è stato un muro di silenzio che non è mai stato infranto, per cui abbiamo pensato di ricorrere a lei chiedendole ufficialmente un impegno concreto nel portare in aula questo tema, nel senso che i cittadini, lo sapete, lo dite sempre, sono disaffezionati dalla politica. Questo, il fatto di non ricevere risposte, magari anche negative, non è che la Presidente doveva dirmi no, però ricevimi, ascolta quello che ti sto chiedendo. Io credo che questo sia una maniera di allontanare ulteriormente i cittadini. E visto che il problema è questa disaffezione, il partito dell'astensionismo è il primo partito in Italia, vi chiediamo veramente con il cuore di intervenire e di fare qualcosa, perché questa situazione secondo noi è doppiamente vergognosa e doppiamente offensiva nei confronti di noi cittadini. Bene, ovviamente possiamo agire nei termini in cui il profilo del percorso che le petizioni hanno consentono nell'azione dei lavori d'Aula. È chiaro che l'argomento, adesso risposte dirette e indirette, ognuno ovviamente risponde attraverso i canali che ritiene più propri e opportuni rispondere quando è sollecitato, quindi stare in merito appunto a quali siano state modalità di risposta, di incontro o di diciamo, figure che hanno avuto il potere tribunale o meno di dover appunto rispondere a delle sollecitazioni. Questo ovviamente sta nella logica di cui fatto. Ma infatti per questo abbiamo avuto tutta una serie di soggetti, assessore alla sanità, che c'è stata riunioni che vengono determinate. Ovviamente il tema del Consiglio regionale, il Consiglio può essere sollecitato come lo Stato in diverse occasioni attraverso delle mozioni, attraverso delle interrogazioni che sono state fatte, risposta immediata, quindi hanno impegnato anche la Giunta regionale a dare delle risposte immediate. Lo strumento della petizione attiva ovviamente la commissione consiliare. Nella commissione consigliare la presenza di consiglieri, che sono tra l'altro consiglieri che in questo caso anche accompagnano il testo accompagnano la petizione, favorirà, dovrebbe favorire il confronto fra la commissione del consiglio e ovviamente anche coloro come voi che hanno presentato la petizione, e come attività della commissione può ovviamente procedere anche rispetto a chiamate ulteriori, sempre il fatto che evidentemente c'è una diciamo così, competenza prima nell'agire che compete all'organo esecutivo, e non solo, poi compete di fatto alla struttura se vogliamo, tecnocratica, cioè la struttura della sanità, in quanto i dirigenti preposti hanno poi le loro responsabilità e il loro agire, che è legato ovviamente a quelli che sono atti che vanno a formarsi tra l'indirizzo politico, soprattutto gestionale, e l'attività di gestione diretta che appunto sono chiamate a svolgere. Il tema del Consiglio è ovviamente un tema che affronta l'argomento dal punto di vista della dimensione più politica, cioè della sollecitazione o dell'azione più politica, e quindi in questo senso, in questo caso, la petizione è il primo passo per far agire il Consiglio nella logica della sua commissione. E quindi su questo tema ovviamente saremo impegnati a far sì che il Consiglio evolva, la Commissione si riunisca, che faccia i passi che deve fare, e ovviamente che venga portata a questo fronte la sensibilizzazione e la dove possibile le risposte. Poi le risposte possono essere positive o negative, l'ha detto lei stessa, possono essere esaurienti o ritenute non esaurienti. Di salute, siamo con i di salute.
di stagione, e il tema quindi di come poi viene a svilupparsi il problema del punto nascita di Latisana è ovviamente un problema che appunto ritorna gioco forza ad un dibattito che è anche abbastanza acceso, che si è sviluppato già da qualche anno ormai a questa parte. Quindi, infatti è la terza petizione che noi facciamo, però dal punto di vista politico le vorrei chiedere una cosa. Io cittadina mi trovo un atto ufficiale che è un verbale di consiglio comunale che mi dice una cosa, mi trovo la direzione centrale di salute che mi dice l'opposto, come mi posso sentire? Queste sono le valutazioni che giustamente ognuno di noi fa, cioè non esiste una risposta che io le posso dare a questo. Sicuramente no, però affrontare il tema di un cittadino che chiede, l'istituzione che non risponde, forse varrebbe la pena, no, pensarci. L'istituzione, come ho detto prima, attraverso le varie fonti probabilmente ritiene anche di aver risposto, e quindi ci sono sollecitazioni ulteriori che voi fate. Il silenzio assenso, ma non conosco il silenzio muto. E che vengono poi quindi portate, quindi siamo in questa logica di una petizione che ripropone il tema e che quindi riapre ulteriormente un dibattito che tra l'altro non mi sembra mai chiuso su questo argomento, perché non si chiude la vicenda, però ovviamente il tutto ha a che fare con, come dicevo, un percorso che ha delle responsabilità diversificate a seconda di quelli che sono ovviamente i soggetti che si muovono rispetto al tema complessivo. La gestione della salute appunto in questa regione ha una competenza primaria, si svolge attraverso atti di indirizzo generale e leggi che fa il Consiglio regionale e gli atti di gestione che sono fatti dall'amministrazione regionale, cioè dalla giunta, dall'esecutivo come indirizzo, e poi dai soggetti preposti che hanno ovviamente degli obblighi di attuazione, degli obblighi di bilancio e degli obblighi di gestione, che sono ovviamente i direttori e la struttura diciamo della sanità e della salute. È di fatto una sorta di è un'azienda in tutti i sensi, viene anche chiamarsi azienda sanitaria. Sì, comunque, però questo è il termine nel quale si muove. Abbiamo i due consiglieri. Io volevo iniziare dicendo che appunto, come diceva la Presidente, la questione non è chiusa, anche perché, lo ricordo, il punto nascita di Latisana è temporaneamente sospeso, per cui non è ancora chiuso. Formalmente è chiuso, nel senso che non sta funzionando, però attraverso una delibera del direttore generale, l'ex direttore generale Pidati, che sospendeva temporaneamente il punto nascita. E questo io trovo che sia molto, molto grave, perché c'è stata una decisione della politica che nella definizione degli standard ha preso una decisione che può essere anche impopolare, no? Tra Latisana e Palmanova deve rimanere soltanto un punto nascita. Una decisione sofferta, e come tutte le decisioni difficili credo che doveva avere una motivazione e una spiegazione ai cittadini molto trasparente. Purtroppo, a seguito di questa scelta politica, che non si è andata avanti, la decisione continua a essere sospesa. Sono stati messi contro due territori, due ospedali diretti, che adesso sono un unico ospedale praticamente, però senza poi andare fino in fondo e assumersi le responsabilità poi di questa scelta, provocando malcontento, provocando anche costi ulteriori per la ristrutturazione degli ospedali, ma soprattutto appunto con questo rapporto di non chiarezza con i cittadini. Anch'io dopo per il Consiglio Comunale avevo fatto un'interrogazione alla Sole Tedesca, e la Sole Tedesca mi aveva confermato che appunto quando la Presidenza parlava di richiesta di deroga, parlava di un'interlocuzione tra il direttore centrale e il Ministero. In realtà quindi una deroga ufficiale con tutti i crismi che deve essere fatto attraverso il comitato, no, per il percorso nascita regionale, mandando la richiesta a livello nazionale, percorso nascita nazionale, per cui una richiesta formale non c'è mai stata. Ma la cosa più grave è che poi anche il Ministero dice che la scelta in realtà l'ha fatta la Regione, interpretando negli scritti dell'ex direttore centrale Marco Longo già l'indirizzo e la volontà di chiudere un punto nascita. Per cui in pratica abbiamo una scelta che è stata fatta, ma non si è assunta la responsabilità di questa scelta. E questo appunto proprio per quella trasparenza e per quella condivisione, con quel confronto con i cittadini che deve essere fatto, mi sembra una cosa molto, molto grave,
se accompagniamo anche il fatto che, appunto, lo ricordo, sono state raccolte 5.000 firme, 400 in una sola mattinata, per cui ci sono tanti cittadini che chiedono ascolto e chiedono risposte chiare. Lo ripeto, più una decisione è difficile, più deve essere partecipata con i cittadini, deve essere fatta in maniera trasparente. Per cui mi sembra una cosa veramente drammatica, per non dire vergognosa, che ancora questi cittadini non hanno avuto una risposta. No, io ho poco da aggiungere, diciamo che la questione della Tisana è in piccolo la visione che si è avuta dalla riforma sanitaria, vale a dire si era convinti che partendo da un contenitore tutto andasse in ordine del solo. È vero, la decisione politica di fare una riforma sanitaria in questi termini è molto rapida, è facilmente comunicabile, però i testi che ho studiato dicono che ci vogliono almeno 4 anni per riuscire a capire le esigenze dei cittadini. Ora, sono passati 3, i numeri dicono che la scelta Palmanova Tisana è stata sbagliata, perché tutto quello che si pensava che dalla Tisana andasse a Palmanova non è andato, perché abbiamo ridotto la trazione del Veneto, insomma ci sono una serie di problematiche. Allora la politica dovrebbe rappresentare le esigenze dei cittadini e invece queste istanze dimostrano che non vi è un ascolto. Non è un ascolto neanche in ambito regionale, io con un esempio di non essere ascoltato, ma non è quello il problema. Il problema è che c'è una sofferenza cui non si può dare una risposta, e risposte come quelle in cui, come io sono quello che ho fatto la Sagliati, che ho dovuto anche sollecitare applicando quello che è il potere sostitutivo, no? Non si può dire in una riunione formale una cosa che poi non corrisponde. Tutto nasce dal fatto che io ho visto la relazione del Comitato per coordinata regionale che la Regione Trentino-Alto Adige ha fatto, erano 4 punti nastri da chiudere e l'ho letta con attenzione, c'erano detto viabilità, fidelizzazione, innevamento, per cui di fronte a questo vi è stata una decisione. In prima ipotesi abbiamo fatto una relazione scadente, secondo me c'è la relazione, quindi questa è l'ipotesi che io avevo cassato e che è stata confermata dalla direttore centrale della salute. Allora questo vuol dire un non predisporsi all'ascolto, e questo secondo me è un problema che va risolto politicamente, cioè c'è l'istanza e quindi credo che si debba, diciamo, in qualche maniera andare a discutere del perché e del come c'è la rappresentazione, che quindi non si risolverà facendo effettivamente dall'altra parte. Avremo solo 2 territori che ugualmente saranno in sofferenza e avremo fatto altro che deludere ultimamente. La politica non gode di buona fama ultimamente per 1000 motivi, qualche volta anche immeritati, dico io, perché anche bisogna dire anche quello. Insomma, io faccio parte di questa, quindi però il non ascolto è un problema oggettivo e il non dare delle spiegazioni, magari ci sono delle spiegazioni, io ho anche ipotizzato, gli hanno dato un'informazione sbagliata, ma a quel punto la Presidente dice: signori, mi hanno dato un'informazione sbagliata, per cui chiedo scusa, mi hanno detto così e io l'ho presa per buona, uno non può fare tutto, quindi si appoggia a il non accordo e invece secondo me denuncia una cosa. Cioè, tutti i progetti sono sempre molto belli, poi devono terminare il loro grande, e questa discrepanza tra l'ideazione e l'azione è quello che mina molto spesso poche riforme anche. Ma io, come voi sapete, ho fatto il chirurgo è molto pratico e deve fare determinate cose che oltre al fatto la diagnosi dopo deve anche tecnicamente, manualmente portarla a termine, altrimenti il paziente, sia che non faccia la diagnosi sia che cuce male, il paziente non ha soddisfazione e va all'altro mondo. Quindi io credo che si debba tornare ad un ascolto, a una valutazione oggettiva dei fatti e dare delle risposte che siano comprensibili, che possono anche essere, voglio dire, negative, ma devono essere spiegate del perché si fanno delle scelte e quali sono le basi su cui si raggiunge un obiettivo, perché noi continuiamo a sottovalutare quello che è l'intelligenza della gente. La gente ha 1000 modi per informarsi e per farsi una propria opinione e non si accontenta di un no perché l'ho deciso io. Questo non fa altro che determinare un peggioramento del clima politico, quindi io credo che sia doveroso l'ascolto. Voglio solo aggiungere una cosa, che appunto Nascita è già chiuso, no? da un po', e credo che questa regione ha fatto importanti riforme e attraverso questo ascolto, secondo me, magari quando uno fa tante cose si può anche sbagliare, no? Magari bisogna fare qualche aggiustamento,
e quindi probabilmente i tempi sono maturi anche per tirare un po' le conclusioni di quello che è stato, no? le varie operazioni, e poi penso che sarebbe un segnale anche di maturità ammettere le cose che ci sono state di buone, ma anche gli errori che sono stati fatti, e fare eventualmente qualche passo indietro e mettere qualche correzione. Sono d'accordo sulla questione dell'approfondimento, non sapevo su questa cosa, ne ho parlato di voi, adesso tra l'altro scambiano anche interlocutori, non c'è più il direttore centrale del tempo, non c'è più il direttore generale del tempo, ma che magari forse qualcosa. Vediamo. Mandiamo in commissione quanto prima, sì, certo. Andremo correndo con tutto ciò che avete consegnato in commissione. Questo è l'esemplare in bianco della famosa cartolina. E un'ultima cosa, noi abbiamo portato un pensiero, vi chiediamo la cortesia di farlo avere al Presidente. Andremo. Adesso discuteremo, poi te lo devi lasciare. No, adesso Questo lo dobbiamo lasciare, te ne faccio un altro provetto, ecco qua. Va bene, la mia Grazie. cura consegnata alla Presidente. Grazie.